Approvato in Parlamento il decreto di nomina per i commissari straordinari delle 59 opere strategiche in Sicilia per un valore complessivo di oltre 60 miliardi. È stata avviata così l'ultima fase dell'iter di nomina che affida ai commissari dello sblocca cantieri ampi poteri per accelerare le progettazioni e i lavori di opere in tutto il territorio italiano. A comunicarlo il vice ministro alle infrastrutture Cancelleri. L'individuazione di una serie di opere strategiche, afferma Cancellieri, con la conseguenza nomina di commissari straordinari, è stato un iter complesso e impegnativo, un elenco in Sicilia di 59 opere per un intervento complessivo di oltre 60 miliardi, insomma una forte spinta al settore delle infrastrutture che creerà per Cancelleri sviluppo economico e posti di lavoro. Il lungo elenco, ricordiamo, comprende 15 opere stradali, 16 opere ferroviarie, 12 interventi per le infrastrutture idriche, un intervento per il trasporto rapido di massa, 3 opere per i porti e 12 interventi di edilizia stradale. Su tale nomina interviene il presidente dell'ANCE di Agrigento Carmelo Salamone, che afferma come ritenere che sbloccando le grandi opere si possano portare benefici ai territori è come piantare un alberello in giardino e pensare che questo stia rallentando il disboscamento in Amazzonia. Pur rimanendo scettici sull'effettivo avvio, afferma il presidente dell'ANCE di Agrigento Salamone, l'avvio dei lavori oggi sbandierato continua per l'ennesima volta il clamore facile, puntando sulle grandi opere e si perdono di vista le piccole e medie imprese, che poi vengono spremute dalla politica. Oggi tra i grandi appalti ci sono appannaggio di pochi grandi colossi che spesso lasciano macerie da un punto di vista economico e il sistema del decreto semplificazioni che consente di fatto alle amministrazioni locali di scegliere sempre le stesse aziende per partecipare alle gare, gli imprenditori del territorio debbono rassegnarsi all'idea di chiudere le proprie attività e i numeri terribili di quest'anno lo dimostrano. Infine, conclude il presidente dell'ANCE Carmelo Salamone, troviamo per l'ennesima volta assolutamente censurabile il clamore che viene dato a provvedimenti dei quali in realtà ci si dovrebbe vantare poco, stante che il commissariamento è sempre e comunque una sconfitta della gestione pubblica.